Federico Colbertaldo in questi 400 stile vinti agli Euro Junior del 2006 è stato poi più volte campione italiano. Nella stagione del 2010 ha vinto la Coppa del Mondo a Stoccolma e Berlino, il meeting internazionale di Berlino, gli Open di Parigi, il Sette Colli ed è stato quarto a un passo dal podio ai campionati europei juniores, sfiorando anche il primato italiano in corta che è detenuto da Emiliano Brembilla 3:37 e 57. Sicuramente è di Federico Colbertaldo il primato della manifestazione 3:41 e 05. Intanto il primo passaggio firmato da Luca Baggio, 27,78, anche Luca Baggio specialista delle distanze più lunghe dello stile libero, medagliato ai campionati europei giovanili nei 4, negli 8 e nei 1500 nel 2007. Luca Baggio ancora al comando, 56,38, 56,60 per Nicola Bolsonello, poi Federico Colbertaldo in terza posizione, 57,33. Bolsonello è stato sesto agli ultimi campionati europei nel lago di Balaton, vicino a Budapest, in Ungheria, nel nuoto di fondo. Ormai è diventata la sua specialità. Milita da diversi anni nelle file della nazionale italiana, partecipando anche a tappe di Coppa del Mondo, a campionati del mondo. Bolsonello, compagno di squadra e di allenamenti di Federico Colbertaldo, tanto ancora Luca Baggio davanti a Bolsonello e Colbertaldo quando ci si avvicina al passaggio di metà gara. Federico Colbertaldo inizia a risalire, a questo punto c'è il sorpasso, si porta al comando Federico con 1:55,08, va avanti ai 200 metri a Luca Baggio, 1:55,35, Nicola Bolsonello, 1:55,87. Giorgetti, Perice e Pupulin al podio zona podio per le premiazioni. Siamo ai 2:50 con Colbertaldo ancora avanti, 2:24,04, cerca di resistere allo strapotere di Federico. Luca Baggio lì in seconda posizione a 44 centesimi, 2:24,48, ancora in terza posizione Nicola Bolsonello a 1 secondo e 33 da Federico. Federico che ha vinto anche i campionati italiani in vasca corta nei 400 e nei 1500, al 22-23 dicembre scorsi, nei 1500, una gara tiratissima, tutto un testa a testa con il bronzo europeo Pizzetti, fino a poi lo sprint finale dove Federico Colbertaldo ha davvero tirato fuori una grinta impressionante ed è l'energia, la grinta che inizierete a vedere ora in questi ultimi 100 metri nelle sue bracciate. 2:52,83 è stato il passaggio ai tre quarti da gara, archiviati 350 metri di gara, 2 vasche alla conclusione, 3:20,93, ancora Baggio e Bolsonello alle sue spalle con Cosentino che prova a rientrare su Bolsonello per una possibile medaglia. È un mix di grinta, di passione per il nuoto, di energia, di voglia di fare, allenamenti e chilometri, ore di lavoro seminate con Branislav Dinic. Bane, il suo allenatore, va ancora una volta all'oro. Federico Colbertaldo, 3:48 e 89 per lui davanti a Luca Baggio, 3:51,00, Nicola Bolsonello 3:52,08 per la terza posizione. E certo non è ora di guardare troppo ai tempi, ma soprattutto di guardare col sorriso ancora una volta a Federico Colbertaldo che si candida alla medaglia d'oro.